Il denaro è un'invenzione della mente umana, un biglietto con scarsissimo valore intrinseco, che ha valore solo ed esclusivamente perché noi abbiamo deciso che lo abbia. Quanto meno prezioso il valore intrinseco del simbolo monetario, tanto meglio. Diceva un grandissimo Giacinto Auriti che il valore è un concetto mentale, non sta nella materia inerte. È un'attività dello spirito, non una prerogativa della materia. Un qualsiasi animale non vede nessun valore nell'oro o nel petrolio. Noi abbiamo visto del valore anche in semplici sassi, perché li utilizziamo come materiale da costruzione. L'essere umano, sfregandone due, ne ha ricavato una scintilla che gli ha permesso di accendere un fuoco e quel fuoco ancora ci riscalda. Così avviene con la carta moneta. Siamo noi che le diamo valore. Lo status di denaro, con un costrutto mentale, una convenzione. Quella carta ha valore perché noi abbiamo deciso che lo abbia. Ci siamo messi d'accordo. Con una convenzione trasformiamo la carta in denaro. Il denaro ha un valore puramente convenzionale. Tutti questi concetti ci sono stati trasmessi in maniera estremamente chiara da Giacinto Auriti. Il professore giurista ci ha spiegato che il denaro è una fattispecie giuridica. Il suo valore, pertanto, è creato nella sfera del diritto, non dell'economia. Dal momento che la nostra convenzione induce valore in un simbolo vuoto, tutti coloro che partecipando alla convenzione contribuiscono alla creazione del valore monetario hanno diritto alla loro parte, un dividendo del valore creato. Questo dividendo può essere distribuito come reddito di cittadinanza, dovuto ad ogni cittadino per garantirne il diritto alla vita, non per un fattore economico o tantomeno elargito come un'elemosina per carità umana. Noi, il popolo, siamo i creatori del valore monetario. I banchieri non hanno niente a che fare con la creazione del denaro. Con la complicità della classe politica che partecipa alla spartizione del bottino, si sono trasformati da semplici custodi della cassaforte a ladri dell'intero valore monetario emesso dallo Stato. Il denaro è un'invenzione della nostra mente e se non assolve il compito di migliorarci la vita per il quale è stato creato, possiamo cambiare il sistema, lo possiamo reinventare. Qui abbiamo ricchezza e denaro. Guardate cosa succede. Questa carta colorata compra tutti questi beni. Adesso gli usurai si sono presi la ricchezza e ci hanno dato una banconota. Gli usurai si prendono tutta la ricchezza e ci danno questo pezzo di carta. Adesso noi abbiamo i soldi avuti in cambio dei frutti del nostro lavoro, però non abbiamo più la ricchezza. Va bene, produciamo di nuovo tutti questi beni, ci li scambiamo utilizzando il mezzo di scambio e abbiamo l'indispensabile per vivere dignitosamente. Quando stiamo per iniziare a spendere i soldi, intervengono i complici dei banchieri. La classe politica, complice e venduta ai banchieri, ha inventato il debito pubblico, le tasse, l'IVA, ci riprendono i soldi prima che iniziamo a spenderli. Adesso loro hanno soldi e ricchezza. Noi non abbiamo più niente.
quello che sta succedendo in questo momento. Di nuovo ci servono i soldi per iniziare a riprodurre tutte queste cose, ma dobbiamo chiederli a loro. I politici hanno ceduto ai banchieri il monopolio dell'emissione monetaria illegittimamente, perché nell'inconsapevolezza del sovrano, il popolo, e per il fatto che qualsiasi sovranità monetaria in questo caso è di per sé inalienabile, in quanto prerogativa del sovrano. Nella situazione attuale, le banconote che avete in tasca non appartengono a voi, sono solo di passaggio nelle vostre tasche. Su questa nota del banco, apparentemente anonima, c'è un cerchietto poco visibile che precede la sigla BCE in 5 lingue. È un copyright che non lascia dubbi. Questa è cosa nostra, della mafia, la BCE. Non sarà mai del popolo che ha creato il valore. Il padrone ha messo il copyright come un qualsiasi CD musicale o un libro. Questa banconota la possiamo avere solo in prestito. Ce la danno in affitto. Ciò significa che noi tutti basiamo la nostra vita su uno strumento che non ci apparterrà mai, non ce lo vendono. Lo abbiamo solo in affitto. Il proprietario aumenta l'affitto quando vuole, senza consultarci. E quando vuole decide di non prestarcelo più, arbitrariamente. Come in questo momento. I banchieri non prestano soldi, negozi e fabbriche chiudono e persone oneste ma disperate perché non riescono più a dar da mangiare ai figli si suicidano. La situazione che stiamo vivendo in questi anni. Noi in Sardegna non riusciamo a chiamare le guerre missioni di pace. I pastori che vivono pascolando greggi che appartengono ad altri proprietari continuano ad avere l'appellativo di servi pastori. Noi tutti siamo servi degli usurai che emettono moneta affittandocela. Cosa vogliamo fare? Ci stanno eliminando uno ad uno. Vogliamo continuare a lamentarci al bar o su Facebook e vivere come schiavi senza speranza, lasciando la nostra vita nelle mani degli usurai in attesa del nostro turno? Oppure reagire e riprendere il controllo della nostra vita? Se tutti noi capissimo cosa è la moneta e come funziona, capiremo immediatamente quanto siamo ricchi. Ma siamo troppo impegnati a seguire i bla 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 dei politici, la nuova fidanzata del personaggio famoso, i giochi a premi in TV. Per nostra fortuna abbiamo una soluzione semplice, parziale, ma altamente efficace. Noi siamo i produttori della vera ricchezza. Se continuiamo a produrre queste cose, stiamo bene. Abbiamo una terra generosa, 2 braccia per lavorare, una testa per pensare. Non abbiamo bisogno dei loro pezzi di carta. Ci facciamo un biglietto tutto nostro, che svolge esattamente la stessa funzione, senza indebitarci, ma anzi arricchendoci. I nuraghes, buoni comunali, una moneta locale, risolviamo gran parte dei nostri problemi. Possiamo dare un lavoro sicuro, non precario, a tutti i disoccupati della nostra città. La sicurezza di poter dar da mangiare tutti i giorni alla famiglia, un tetto sopra la testa, la tranquillità di poter vivere una vita dignitosa,
degna di essere vissuta, senza angoscia, da essere umano. Inoltre mettiamo in circolazione quel mezzo di scambio che i banchieri hanno ritirato dalla circolazione per ridurci in schiavitù. Una città intera riprende a vivere.